Parlare degli ultimi, di coloro che la società spesso considera scarti e portarli nel palazzo della politica regionale, per me ha un significato profondo, quello di dare attenzione proprio a chi dovrebbe essere il centro dell'attività politica. Le relazioni sociali, partire da chi è in una situazione di difficoltà, di fragilità per la propria malattia, per la propria vita, per alcune difficoltà personali, non sono soltanto degli auspici che la politica deve tenere presente, deve essere un impegno concreto di lavoro, un impegno che va dall'attenzione sociosanitario al sociale all'impegno nei confronti della tutela delle donne. Queste tre donne che rappresentano tre mondi sono un segnale, sono quasi un esempio che indica quale deve essere il focus e il centro dell'attività politica in modo molto concreto, molto chiaro. Non sono soltanto parole buone, devono essere impegni per il bene. Giulietta sono io è un piccolo testo che raccoglie due testi teatrali di due spettacoli con cui stiamo girando l'Italia. Uno è Giulietta sono io Acqua Torbia, l'altro è Turoldo in cammino verso l'altro ed entrambi raccontano l'altro attraverso l'arte e la musica che sono in dialogo tra di loro. Il primo, Turoldo in cammino verso l'altro, racconta l'altro attraverso il pensiero di padre David Maria Turoldo. Invece il secondo, Giulietta sono io, racconta l'altro attraverso gli occhi di tre donne. La prima è una cieca che rappresenta la disabilità, la seconda è una prostituta e la terza è una donna che si è innamorata di un immigrato, quindi due mondi diversi, due culture diverse che si uniscono. Noi abbiamo voluto dire che l'incontro con l'altro è una ricchezza, se però la si guarda senza giudizio, ma stando accanto alle persone, cercando di guardare e non di vederle come dire, oggetti che ci passano a fianco, ma cercando di, come dire, respirare proprio quello che loro vivono. Così è una ricchezza.